Oggi a Treviso c'è l'inaugurazione del nuovo centro SUEM 118, presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha ribadito il concetto che la sanità deve e andrà avanti. Direi di sì, soprattutto si continua a investire in qualità e quindi alla fine avremo un grande ritorno per quanto riguarda l'emergenza-urgenza rispetto alla cura dei cittadini. Siamo stati i primi nella storia ad attivare il 118, un 118 che funziona in Veneto. Voglio solo ricordare che gli accessi a pronto soccorso in Veneto ogni anno sono oltre 2 milioni, per cui gran parte sono poi i recuperi che si fanno attraverso il 118, quindi un'emergenza vera. L'emergenza-urgenza del Veneto, quindi 118, ha lavorato a pieno titolo, è stata determinante per la partita Covid. Torneremo ovviamente con l'artiglieria pesante nell'autunno-inverno 2020-2021, speriamo che non ci sia la reinfezione, ma comunque dovremo gestire la sindrome influenzale che verrà trattata come un sospetto Covid e quindi ci sarà il tema del testing, degli isolamenti e di quant'altro. Nel momento in cui si tolgono restrizioni e si allarga e si dà la possibilità di non portare la mascherina in alcuni luoghi, di ad esempio avere distanziamenti sociali ben definiti o quant'altro, e l'apertura di tutto, finisce che la responsabilità si trasferisce dall'ospedale, dalla sanità al singolo cittadino. Poi ognuno di noi ha una responsabilità individuale e una collettiva, perché le portiamo tutte e due in pancia. È fondamentale che si rispettino le regole, le mascherine nei luoghi al chiuso, le mascherine nei luoghi all'aperto dove c'è assembramento, evitare gli assembramenti. Sto parlando ad esempio della battigia nelle spiagge, sto parlando della spiaggia libera o quant'altro, cioè organizzarsi in maniera tale che non ci siano assembramenti e capire che se dovesse tornare il virus abbiamo una responsabilità che a questo punto non è più della sanità, delle istituzioni, ma è personale. Dal punto di vista economico, gli economisti dicono che il peggio deve ancora arrivare e il Veneto, dal punto di vista produttivo, sarà pronto per affrontare questa nuova eventualità? Noi siamo sempre pronti, considerate che ne abbiamo passati di tutti i colori. Questo coronavirus è un evento regolatore della storia, no? Le Torri Gemelle, le Lehman Brothers nel 2008, una guerra e il coronavirus, che tale è come un evento bellico. Se pensate che solo in Veneto abbiamo avuto oltre 2000 morti, sono dati importanti, che sono quelli di una catastrofe importante. E dopo questi eventi regolatori c'è il periodo di recessione, che speriamo che duri poco, e poi in teoria dovrebbe esserci anche una rinascita. Io spero che il governo attui quelle misure necessarie per la rinascita e per la ripartenza di molte imprese che oggi sono in difficoltà. Noi continuiamo a dire che solo i pessimisti non fanno fortuna, però ci vuole anche qualcuno che ci dia una mano. È il primo eliporto fuori delle strutture ospedaliere, quindi non in altezza come lo vedete in tanti ospedali, vicino alla centrale operativa SUEM, perché quello è importante, che ci sia questo collegamento, di modo che c'è l'immediatezza nella partenza, perché il problema più grosso è quello di poter ovviamente essere performanti, quindi in poco tempo, e quindi l'elicottero nel momento in cui parte da qua arriva a Belluno in 25 minuti. Quindi voi capite che l'esigenza di essere pronti per poi poter caricare la persona in ambulanza e portarla in ospedale. Quindi sì, è il primo assolutamente in Italia. Io ringrazio veramente tutti gli operatori, io li chiamo gli angeli, perché nel momento in cui vengono chiamati le situazioni più importanti sono l'infarto, l'ictus, cioè patologie che se non c'è la celerità e la velocità chiaramente possono portare al decesso. Il fatto che ci sia il SUEM significa riuscire a portare la persona in tempi utili all'interno della struttura per poi fare gli interventi del caso. È di tutti quelli che ci lavorano e soprattutto della cittadinanza che ne usufruisce. Comunque sì, siamo soddisfatti. Quello che non si vede è tutto l'apparato tecnologico, sembra un qualsiasi fabbricato, invece all'interno c'è una duplicazione di tutti i sistemi vitali, dall'energia elettrica, rete dati, telefonia, perché la centrale non può fermarsi mai. La sensazione è una sensazione innanzitutto di responsabilità per l'equipaggio che ho a bordo e per chiaramente il tipo di intervento e le necessità che c'è sulla missione, sull'intervento che la centrale operativa ci ha tascato. La responsabilità è chiaramente una responsabilità di tipo aeronautico e di collaborazione, di lavoro di gruppo, perché non si sa mai esattamente quello che si troverà, e questo è il primo pensiero. Dopodiché prende posto chiaramente l'esperienza e la preparazione che ogni singolo componente del team ha nell'esecuzione della missione.